Ringrazio il professor Bonondo e l'Università di Vicenza per l'ospitalità che hanno voluto dare a questo incontro che stiamo organizzando. Ringrazio anche il professore e i rappresentanti delle reti per l'indispensabile appoggio che ci stanno dando per aver organizzato questo incontro. Che cos'è questo incontro? Sostanzialmente voi sapete che la Regione ha dovuto elaborare un documento strategico relativo alle proprie strategie di sviluppo nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, che è noto con il termine RIS 3 e che è rappresentato da questo documento. In questo documento la Regione del Veneto ha raccolto, dopo tutta una serie di incontri che sono stati svolti negli scorsi 2 anni, ha raccolto tutta una serie di idee, di spunti relativi a quelle che dovevano essere le specializzazioni fondamentali, riconosciute come fondamentali dal nostro territorio per lo sviluppo del territorio stesso. Ha individuato le 4 specializzazioni fondamentali. All'interno di queste 4 specializzazioni sono state individuate alcune traiettorie di sviluppo che devono essere sostenute e che dovranno essere destinatarie degli aiuti regionali e poi allargandoli a livello nazionale e europeo, perché appunto queste traiettorie di sviluppo sono state considerate fondamentali per la crescita delle 4 specializzazioni individuate. Il percorso purtroppo non si è ancora definitivamente completato, il percorso intendo dire della conclusione di questo documento strategico che è fondamentale, perché la Commissione europea ha detto ma qui secondo me voi della Regione Veneto state facendo le cose troppo bene. Nel senso che sono arrivate troppe idee, sono arrivate troppi spunti e a nostro giudizio voi qui non avete fatto un'analisi ancora adeguata e chiediamo che voi riflettiate ulteriormente su quello che ci avete sottoposto, perché a nostro giudizio dovete individuare nell'ambito delle varie traiettorie di sviluppo che avete presentato in questa prima versione sostanzialmente della RIS 3, dovete andare a individuare quelle che effettivamente dovrete considerare pregnanti per la crescita del vostro territorio. Quindi ci è stato chiesto di fare un ulteriore sforzo di ascolto del territorio per andare a selezionare, addirittura la Commissione europea usa il termine anche più terrificante della eliminazione, evidentemente c'è qualche origine tedesca in questa individuazione. Allora, selezione, ci ha chiesto di fare una selezione più accurata delle traiettorie di sviluppo sulle quali effettivamente andare a concentrare i fondi che noi andremo ad utilizzare. I fondi, come sapete, in parte sono di cofinanziamento regionale, in parte ovviamente di provenienza europea. Allora, a questo punto ovviamente quello che ci è stato chiesto è di non fare una cosa dirigistica dall'alto, per cui ci si trova il 3-4, magari con l'università, le associazioni, si sceglie, no, ci è stato chiesto di fare l'ascolto del territorio, di qui la necessità assoluta di avere contatti con le imprese, di ricevere dalle imprese gli spunti e da qui vedere quali correzioni eventualmente andare ad apportare a quello che era l'impianto originario, torno a ripetere, in particolar modo sulle traiettorie di sviluppo. Allora, a questo punto, ripeto, questo era assolutamente fondamentale, quindi che gli incontri che noi abbiamo, allora, come sapete, noi come ci siamo organizzati, prima di tutto inviando un questionario tramite i canali della nostra newsletter sulla ricerca e sull'innovazione, questionario che grazie alle mailing list ci ha consentito di raggiungere 30.000 indirizzi,
e stiamo ricevendo anche già dei questionari compilati dalle imprese che ci stanno arrivando autonomamente. L'altra formula con la quale ci siamo mossi è stata appunto questa, cioè organizzare degli incontri sui territori, e questi incontri abbiamo cercato di concentrarli in particolar modo in quelle aree dove abbiamo notato particolare attenzione verso i temi della ricerca e dello sviluppo per il tramite delle adesioni alle RIR, quindi alle reti innovative regionali, e ai distretti. Allora diciamo che questo secondo round che stiamo facendo sta per certi versi insomma, già dandoci delle grosse soddisfazioni, perché quando la prima volta facemmo gli incontri, abbiamo fatto degli incontri quando ancora le reti non c'erano, oppure si stava cominciando solo a parlare di reti, si stava cominciando a parlare di distretti. Le reti nel frattempo invece sono cresciuti, i distretti nel frattempo sono cresciuti, e stiamo vedendo che grazie anche all'intermediazione delle reti dei distretti, la risposta delle imprese a queste sollecitazioni che stiamo facendo è molto più ampia di quello che non fosse agli inizi. Quindi questo per certi versi ci sta dicendo che la strada che abbiamo intrapreso di sostenere le reti, sostenere i distretti, effettivamente dovrebbe essere quella giusta. Ecco, adesso quindi, come dicevo, siccome l'incontro è molto pragmatico, dobbiamo portare a casa tutta una serie di indicazioni ben precise e poi dimostrare appunto alla Commissione il lavoro che è stato fatto. Adesso intanto cederò la parola al dottor Bonaldo, che vi spiegherà più nei dettagli che cosa abbiamo fatto, l'inquadramento più vicino, e poi vi spiegherà anche proprio il meccanismo che abbiamo messo in piedi, ormai collaudato, visto che questo è l'ultimo incontro che abbiamo organizzato, un meccanismo collaudato di ascolto, un meccanismo che, come vedrete, vi coinvolgerà molto direttamente. Noi ci fermeremo e, come appunto dicevo prima, principalmente dovremo ascoltare. Trarremo quindi dai vostri spunti tutta una serie di indicazioni, di idee che poi verranno riassunte dai nostri bravissimi collaboratori, e una volta che saranno riassunte verranno sottoposte ad una analisi di gruppi di saggi sostanzialmente che organizzeremo alla fine del mese, con il coinvolgimento delle reti di distretti e ovviamente delle università che ci stanno appoggiando tantissimo su questo fronte, e che cogliamo l'occasione di ringraziare. E quindi appunto da questa analisi che verrà fatto trarremo quelle indicazioni che dovremo poi portare sottoporre alla Commissione. Ecco, io mi fermerei così. Antonio, se vuoi. Grazie. Io cercherò di essere anche brevissimo, che in realtà il titolo dice la Regione ascolta le imprese. In realtà però bisogna anche inquadrare bene la problematica che affrontiamo oggi, la chiudiamo. In realtà non è una chiusura che avrà una modalità particolare, perché in realtà è un passaggio da una situazione a un'altra. Noi dobbiamo arrivare a chiudere entro il 28 febbraio corrente la LIS, con l'approvazione quindi da parte della Giunta regionale degli elementi, delle traiettorie di sviluppo tecnologico che emergono da questi incontri, per poi naturalmente iniziare e continuare con voi un dialogo costante. Tant'è vero che poi da marzo in poi noi ritorneremo nei territori direttamente con le reti, distretti o quant'altro ci chiederanno di essere presenti, proprio perché sta cambiando la filosofia, la modalità operativa del sistema, e la Regione lo ha già anticipato fin dal 2014 con la legge 13. Allora, una breve riflessione su delle terminologie che dovete un po' alla volta assimilarle, perché le troviamo oggi ma le troveremo anche nel prossimo futuro. Parliamo di POR-FESR, in questo caso 2014-2020, sinteticamente sono praticamente i fondi che ritornano agli stati che aderiscono all'Unione Europea, e quindi attraverso un piano operativo regionale che, fatto di assi di azione, vengono ridistribuiti al territorio.
Ecco qui il cardine di tutta questa strategia, che è la specializzazione intelligente della regione, che diventa, e la leghiamo subito col punto successivo, condizionalità ex ante. Significa che se noi non approviamo questa strumentazione e se la Commissione europea non ci dà l'assenso, noi non possiamo far partire tutta la programmazione dell'asse 1, che è l'asse della ricerca e dell'innovazione, che colloquia con l'asse 3, che è il trasferimento tecnologico. E per la prima volta da questo Corfest la Regione farà partire proprio azioni contemporanee. Sullo stesso bando avremo sia azioni dell'asse 1 sia azioni dell'asse 3. Quindi questa condizionalità è indispensabile per l'asse 1, ma diventa anche una modalità operativa per l'asse 3. E passiamo a questa scoperta imprenditoriale, quindi non più una modalità operativa che viene calata dall'alto, ma deve nascere dalla base. E poi un po' è l'introduzione al concetto delle reti innovative. E quindi questa scoperta imprenditoriale sarà quella che andrà a determinare la scelta delle specializzazioni intelligenti, che per noi ora sono 4, sulle quali, le vedete, sono ben evidenziate. Andremo a trovare le traiettorie di sviluppo. Cosa sono le traiettorie di sviluppo? Sono quelle azioni che la Regione, una volta approvate, andrà a trovare la modalità per finanziare, non tutte, ma quelle che ritiene più opportuno, e solo ed esclusivamente quelle, cioè non sarà più un'apertura generalizzata all'accesso ai fondi comunitari, ma bensì regolamentata. E qui arriviamo poi a questo processo di mediazione e selezione che ci ha praticamente bloccato da 2 anni con la Commissione europea. Perché ci ha bloccati? Allora, eliminare vuol dire togliere, vuol dire andare a dire ciò che la Regione non vuole continuare a sostenere. In un Veneto fatto di eccedenze, ditemi voi chi ha il coraggio di dire che certe eccedenze non saranno più prese a criterio portante del sistema. Per cui la Regione ha anticipato e con la legge 13 ha detto: io non parlo di eliminazione o selezione, ma parlo di aggregazione. Quindi, consapevole che il sistema ci porta ad essere più razionali, dobbiamo essere più concorrenti, dobbiamo essere sempre presenti e quindi superare le crisi che il sistema pone, pur tuttavia lo facciamo attraverso questa modalità, perché il Veneto ha delle caratteristiche particolari. Su questo naturalmente siamo andati avanti 2 anni, alla fine naturalmente anche noi esausti abbiamo condiviso un percorso, quello che stiamo facendo adesso, per cui dovremo arrivare alla conclusione in modo tale che tutte e 2 le posizioni abbiano una rilevanza, ma nel senso di portare un contributo positivo alla nostra regione. Quindi strategia di specializzazione intelligente da una parte e poi piano strategico regionale dall'altra. Mentre la strategia non è ancora approvata, il piano strategico regionale è approvato e questi 2 strumenti continueranno a colloquiare, cioè il piano regionale colloquia con la strategia quando andremo a fare i bandi, quando andremo a individuare le modalità di gestione dei bandi, quando andremo a vedere le premialità, quando andremo a definire i contenuti. Quindi è fondamentale che ci sia sempre questo occhio di riguardo verso la RIS e verso il piano strategico. Io dico che dovremmo un po' anche per confidenza avere la voglia di iniziare a leggere questi documenti, perché guardate, la strategia futura sarà lì e dentro per almeno fino al 2020 ci li avremo, e poi questa è la base per il 20 andando in su, quindi dovremo per forza prendere confidenza. Quindi scoperta imprenditoriale, quindi la vostra posizione fondamentale, quindi starete a voi a dire alla Regione quali saranno per il futuro le traiettorie da potenziare. Quindi non è un quindi, è quindi voluto, diventate con noi responsabili della scelta del nuovo sistema. Sistema che la Regione, come vi dicevo, attraverso il contributo di tutti, perché siamo già stati nei territori più di una volta, ha definito con questi 3 soggetti: le aggregazioni, i distretti industriali e le reti innovative regionali. Attenzione, non si escludono, si integrano. Un'impresa può essere in un'aggregazione, può essere un distretto, può essere anche in una rete.
Le aggregazioni, sapete, si costituiscono per raggiungere un determinato scopo, una volta raggiunto si sciolgono, non c'è bisogno di nessun atto formale, sono scrittura privata, mentre i distretti industriali e le reti innovative devono avere un soggetto giuridico. Perché un soggetto giuridico? La Regione non può parlare a un numero indefinito di utenti, per cui utilizza questi soggetti giuridici, attenzione, che per la Regione non hanno alcuna valenza se non di trasmissione delle informazioni che giungono dalla base, da chi aderisce. Voi sapete, il distretto industriale è già stabilito dalla normativa e poi dal successivo atto della Giunta regionale che li ha individuati, sono 17, si devono costituire, una decina sono già costituiti, gli altri non lo sono ancora. È una scelta che viene dal territorio, per cui definita sia per ambito territoriale che per materie trattate. Le reti invece sono uno strumento nuovo, probabilmente la prima esperienza anche a livello nazionale, dove devono nascere dalla base, devono restare entro le 4 smart, attenzione, tutti, anche l'impresa singola non può abbandonare il concetto di smart, tutto ciò che fuori dalla smart non viene considerato. Ecco perché dal 2018 la Regione ritornerà ai territori e con le imprese, con il mondo della ricerca, andrà a verificare se quelle smart sono ancora attuali. E quindi se sono attuali rimangono, possono essere cambiate, possono essere integrate e conseguentemente anche le traiettorie. Quindi nulla è immutabile, ma attenzione, le tempistiche sono abbastanza codificate. Le reti innovative regionali sono quasi ormai alla fine di tutti i percorsi, quelle che sono proposte, abbiamo una decina di approvate, anche 2 o 3 in corso di approvazione, dopodiché probabilmente avremo anche un momento di stasi, perché non è che devono aumentare quanto sono aumentati quelli provati in tempi storici i distretti che poi hanno causato tanti danni e che hanno portato all'approvazione della precedente legge e all'approvazione di questa. Quindi, vedete, noi andiamo adesso per fasi, quindi la prima fase abbiamo già sentito dal dottor Trapani, c'è un questionario che è online, vi chiediamo di compilarlo, chi volesse lo può fare anche ai termini di questo incontro, ci sono i funzionari che sono a vostra disposizione e saranno praticamente la conclusione, il questionario è la conclusione di quello che viene raccolto da voi, cioè quello che voi sarete chiamati a dire, adesso vi spiegherò come, poi viene tradotto in questo questionario. È importante che venga fatto perché l'Unione Europea, la Commissione ci misura sulla vostra modalità, cioè più siete e più acquisisce potere la strategia, meno siete, quello che ci stanno dicendo, quando io dicevo ai commissari abbiamo un numero limitato, sì lo sappiamo, la differenza sapete qual è tra quello che volete voi e quello che diamo noi, che i nostri imprenditori lavorano. Questa è una differenza. Ecco, loro ci dicono sì, va bene lavorare, ma devono anche imparare. Quindi dateci questa possibilità di dimostrare che la partecipazione è sostenuta. Quindi il questionario, poi abbiamo fatto questi 4 incontri territoriali, questo è l'ultimo che chiude, e poi 30 e 31 gennaio avremo la convocazione dei tavoli tematici per ambito di specializzazione. Cosa significa? Il lavoro che viene fatto dopo quello che farete voi verrà sistematizzato, verrà data naturalmente tutta una logicità, verranno individuate e in qualche modo catalogate tutte le traiettorie, quelle positive e negative non hanno nessuna importanza, e andranno viste da questo tavolo che non ha ancora un potere così forte da dire queste sono e queste resteranno, perché poi abbiamo gli organi di governance e la giunta regionale. Il tutto però in un tempo molto ristretto, per cui i tavoli tematici prenderanno atto, ed è da chi sono formati da una rappresentanza del mondo imprenditoriale, dalle associazioni imprenditoriali, saranno i sociali, dalle università, da tutte le realtà dei cluster tecnologici nazionali, che sapete è un altro soggetto che si affianca alle nostre i nostri soggetti previsti dalla legge 13 e dove andranno a finire tutti gli interventi economici e finanziari dello Stato. Ecco perché noi ci andiamo molto anche alle reti, perché un conto è entrare nei cluster come singoli e tutti lo possono fare, un conto è entrare come rete, quindi ci rappresenta un territorio, perché la rete, voi sapete, deve essere territoriale molto ampia,
può addirittura avere anche una rappresentanza nazionale, estera, non c'è nessun limite, solo che l'intervento naturalmente deve essere fatto nell'ambito del nostro territorio regionale. Però la rete riassume un concetto molto più ampio di quello che è il distretto e si allinea con i cluster tecnologici nazionali, perché anche lo Stato italiano, come tutte le regioni, si è dotato di una sua propria programmazione, di una sua RIS. Quindi dopo l'esame di tavolo del 30-31 ci sarà un periodo in cui la regione si consulta con la propria governance che voi la potete trovare sia all'interno della RIS ma anche all'interno del documento che la Giunta regionale ha approvato il 30 dicembre di quest'anno, dove sono dettate tutte le modalità operative che io vi sto illustrando, e la governance che rappresenta tutto il sistema economico regionale, darà il suo parere conclusivo per sottoporre alla Giunta regionale, che eserciterà il suo potere sovrano di approvare la strumentazione o modificarla in termini territoriali opportuni. I riflessi, ci abbiamo verso la conclusione. I riflessi sono: a livello regionale avremo i bandi POR dell'asse 1 e 3, e quella che vedete è la cifra che noi abbiamo a disposizione fino al 2020, 167 milioni divisi tra i due assi. A livello nazionale abbiamo i cluster tecnologici nazionali, e poi possono aderire distretti, reti e singole imprese, e arriviamo fino al piano Industria 4.0, che in qualche modo dovevano partire insieme a fine dell'anno scorso, ma poi per motivi tecnici non sono partiti, ma sono anche questi pronti per partire. E a livello europeo abbiamo le piattaforme tematiche sempre dell'S3, i partenariati e poi delle iniziative singole particolari che possono interessare le imprese, e di questo arriveremo da maggio in poi nei territori e chiederemo la vostra partecipazione, proprio perché poi andremo anche in Italia e spiegheremo cosa sono, cosa serve fare per aderire e soprattutto i vantaggi che si comporta l'adesione. Ecco, qui la vedete la distribuzione di 167 milioni come è pensata dalla regione, questa è già determinata. Quindi noi abbiamo fino adesso varato 2 bandi, uno per le start-up, e oggi si è aperto quello di ricercatori, e possiamo dire che è andato molto bene, perché pur non avendo, naturalmente noi non abbiamo i pick day perché va avanti, però le domande sono oltre un centinaio che sono già arrivate questa mattina. Abbiamo già chiesto l'integrazione dei fondi, avevamo 5 milioni a disposizione, li abbiamo già esauriti di fatto, e questo è importante perché vedete i ricercatori hanno un riflesso immediato nelle imprese, perché d'altra parte avevamo l'FSE invece che andava con l'università, qui abbiamo l'impresa. Anche le università possono collaborare con l'impresa, ma naturalmente il riflesso qui va immediatamente sull'operatore. Ecco, e arriviamo all'ultima slide, dove viene illustrato cosa voi siete chiamati a fare oggi. Avremo praticamente, formeremo 4 gruppi, dobbiamo solo conoscere prima di partire con il lavoro quanti e chi sono i soggetti presenti che rappresentano la ricerca, perché devono essere distribuiti equamente, mentre nell'impresa viene naturale. Avremo 4 gruppi, saranno gestiti da un coordinatori che sono poi i funzionari della regione, dottor Franchin, dottor Da Rosso, dottor Dalla Palma e dottoressa Speri. Troverete distribuiti, adesso loro vi diranno operativamente come. Voi ruoterete ad ogni gruppo, dovrebbe essere di 10 minuti, ma il numero che siete qui naturalmente ci fa anche proprio piacere, lo sposteremo a 20 minuti, e tutti passerete attraverso questi 4 gruppi, e da qui, guardate, quello che voi direte, vi verrà posto una domanda per ogni tematica che voi vedete, quello che voi direte verrà attraverso una post-it, verrà indicato in un tabellone, questo tabellone verrà rilavorato, il risultato dell'operazione che stiamo facendo oggi sarà quello che i 4 tavoli del 30-31 prenderanno in esame. Quindi sarete voi oggi che determinerete attraverso questa modalità operativa quelle che sono le traiettorie che andranno in discussione in esame. E quindi l'importante è arrivare ad avere una posizione molto chiara, perché cosa succede?
Da una parte ci prenderemo le traiettorie che sono state indicate 2 anni fa nei primi incontri. Siamo partiti nel 2014 e il professor Bonolo mi è buon testimone perché è il docente universitario che per costanza dovrebbe essere premiato perché non ha perso un incontro che abbiamo fatto, quindi se dico qualcosa sbagliato lui mi è testimone di questo. Ecco, quindi praticamente prendiamo quelle che escono oggi, quelle che sono uscite allora, le andiamo a confrontare e arricchire con quello che voi scrivete nei questionari e quindi verrà presentato. Di questo lavoro voi ne verrete informati perché noi pubblicheremo già credo domani intanto la notizia dello svolgimento del numero delle imprese presenti, dei soggetti della ricerca, e così avete già un andamento, e poi vi daremo anche i risultati sempre pubblicati nel nostro sito. Il tutto sottoposto ai tavoli, dai tavoli alla governance, quindi alla giunta regionale. Quello che chiediamo è di proprio dare il vostro contributo in maniera trasparente, perché voi condizionerete i bandi futuri. E già che ci sono l'ultimo inciso, chiediamo, visto che qui sono presenti le reti distretti, di mantenere fede per l'impegno che a metà gennaio dovevano arrivare i programmi, perché anche questi saranno oggetto di confronto e saranno poi, naturalmente, caratterizzeranno i bandi. I bandi, guardate, che usciranno prestissimo. Appena approvato la RIS, partirà immediatamente il bando delle aggregazioni, che è già pronto. Aspettiamo solo il passaggio comunitario, poi immediatamente dopo andrà subito a bando l'attività connessa ai propri distretti e alle reti. Poi ci saranno in mezzo anche i voucher, però naturalmente dateci un po' di respiro, perché noi siamo sempre un gruppetto molto limitato. Siamo partiti in 4 e siamo ancora in 4 per fortuna, direi, a questo punto. Ecco, quindi siamo pronti per partire, però dobbiamo mantenere questa tabella, per cui chi non avesse fatto delle reti dei distretti vi chiedo di inviare il programma in modo tale che possiamo un po' anticipare anche in questo senso. Grazie della vostra partecipazione, che è veramente numerosa e che ci dà soddisfazione, anche perché sappiamo che è una partecipazione molto quotata, e quindi siamo certi che il risultato sarà positivo, e vi assicuriamo che oltre ai risultati avrete anche la nostra adesione per incontri futuri. Io adesso passerei la parola al dottor Franchi, che vi spiega tecnicamente come si muove. Scusate, mi sono stato un po' più lungo, ma io avevo detto, quando si vede una sala così è difficile poi smettere, no? Perché fedelmente tutto quello che hai acquisito in questi anni di lavoro. Grazie.